Paura alla Gazzera. Nella notte 3 moldavi di 21, 22 e 20 anni sono stati scoperti mentre giocavano al tiro a segno con un fucile ad aria compressa, mentre si divertivano a colpire una lattina con pallini di piombo. La guardia che si è alzata dopo il massacro di Parigi ha contribuito ad aumentare la paura nella zona e molti residenti hanno pensato che si trattasse di un mitra. L'intervento della polizia e una denuncia per procurato allarme ha fermato il gioco, ma la città continua ad avere il nervo scoperto quando si tratta di armi da fuoco e aggressioni. A Marghera continua ad imperversare un gruppo di adolescenti, tra cui un maggiorenne e un bimbo di 7 anni, che ha preso di mira i gestori bengalesi di 3 negozi di frutta e verdura in via Rinascita. Li minacciano, li insultano e rubano merce. Il bullismo poi non ha confine. Uno studente sedicenne mestrino è stato ricoverato all'Angelo ieri notte per il setto nasale rotto e varie contusioni a causa di un'aggressione con pugni e testate subita da un gruppo di bulli a Ferrara, che lo ha preso di mira per il look alternativo e i capelli colorati. E a Musile ancora la comunità non riesce a riprendersi dallo shock dopo l'accoltellamento di un 31enne da parte di un 14enne. Il sindaco leghista Gianluca Forcolin ha deciso di organizzare per sabato una fiaccolata contro la violenza, a cui ha invitato anche Luca Zaia e Salvini.